benvenuti a Basta Parole ma Fatti, seconda puntata dell'incontro con Marino Finozzi, assessore al turismo e al commercio estero. Oggi comunque continuiamo a parlare di turismo. Allora, nella puntata precedente abbiamo parlato di quello che è stato fatto per il turismo nel Veneto, un settore che, ricordo, non ha vissuto una grande crisi o comunque non ha vissuto segni meno, diciamo, e che cosa aspetta il turismo veneto nel futuro? Beh, sicuramente un grande impiego di nuove tecnologie. Stiamo già adottando oggi quei moderni strumenti attraverso i quali riusciamo a dare informazioni precise di qualità al turista. È naturale che è cambiato anche la modalità con cui i turisti trascorrono le loro vacanze, quindi dobbiamo dare la possibilità di vivere in maniera molto intensa le loro vacanze e conoscere il maggior numero di informazioni possibili. Quindi abbiamo ad esempio mappato alcuni percorsi cicloturistici. Queste mappe si possono scaricare nei moderni smartphone e sono in grado di dare al turista informazioni, anche se non è un ciclista, come dire, che frequenta e utilizza la bicicletta in modo agonistico, perché ci sono percorsi che durano qualche ora, magari un weekend e anche una settimana. E con questi percorsi e con queste informazioni diamo la possibilità di capire qual è la difficoltà del percorso, dove sono i punti di maggiore interesse e attrazione turistica, dove si può trovare un buon ristorante, un buon agriturismo dove poter assaggiare i nostri prodotti e anche dove magari in caso di necessità si possono trovare delle piccole officine che possono dare un aiuto per quanto riguarda la manutenzione. Ci sono una serie anche di cosiddetti bike hotel che sono organizzati per ospitare gli appassionati della bicicletta, quindi con il ricovero delle bici durante la notte, con dei menù adeguati, magari la colazione alle 5 del mattino perché qualcuno parte a quell'ora per fare il suo bel giro, e quindi il futuro del turismo in Veneto sarà proprio improntato nella specializzazione del prodotto e l'utilizzo di tecnologie in grado di veramente far capire qual è la potenzialità dell'offerta turistica del Veneto. Ecco, ma chi è che diffonde la notizia che esistono queste piste ciclabili? Come fa un turista, che ne so, che viene dal Brasile o dagli Stati Uniti a capire che c'è questa cosa? Il primo strumento ovviamente è il nostro sito dedicato al turismo, che è www.veneto.to. All'interno di questo spazio web si trovano tutte le informazioni possibili e attraverso dei link li portiamo anche su altri siti specializzati in prodotti. Chi offre magari il grande circo della passione del golf. Abbiamo 42 campi da golf in Veneto, alcuni sul livello del mare come il campo del Lido di Venezia oppure Cortina o d'Asiago, quindi possiamo praticare questo bel sport in qualsiasi periodo dell'anno e vi assicuro che nel nord dell'Europa ci sono tantissimi appassionati di questo sport, addirittura in alcuni casi supera l'interesse del golf e quello del calcio, e queste persone che ovviamente godono di un periodo di estate molto corta, poter poi assaggiare ancora il bello, il gusto che il Veneto può offrire è veramente un'occasione importante. Benissimo, terminiamo qui quest'altro argomento, rimanete con noi, seguiteci ancora perché ne abbiamo ancora molti altri argomenti da affrontare riguardo il turismo veneto, questa nostra bella regione che piace così tanto.